Eccoci ragazzi, terza partita corsa, appena adesso iniziata, vediamo quello che possiamo fare. Allora, vediamo di capire. Qua c'era qualcuno che stava scappando. Già abbiamo messo una bomba nell'obiettivo A. Vediamo un po'. Siamo dall'altra parte. Vai, 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 vai. Attenzione, fatto fuori. Benissimo. Vai, perfetto. Ordine difensivo completato. Ah, scusate, siamo in difesa, quindi ci avevano messo un obiettivo. Ci hanno messo una bomba nell'obiettivo. Eravamo riusciti a disinnescarla. Attenzione, bella bomba. Ok. Grande. Vediamo se possiamo andare a disinnescare. Vai, vai. Vai, 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 vai. Un po' di vita. Ok, attenzione. Basta con sta tosse. Mamma mia. Ehi. Sì. Oh. Mamma mia. Vai. Devo stare un po' più zitto, perché stando zitto riesco a giocare meglio. Vai, vai, vai. Ancora, ancora. Due obiettivi sotto controllo. Hanno 54 punti. Chi è GG? Ora un attimo quanto stoppo il volume qua. Il nemico ha armato l'obiettivo. Dov'è? Squadra. Come si fa? Disattiva audio. Così siamo tranquilli. Ok, dove eravamo? Vai, 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 vai. Perfetto, disarmato. Abbiamo disarmato l'obiettivo Bravo. Vediamo che c'è qua. Vai, vai. Siamo in caccia. Vai, vai, vai. Stiamo cercando i nemici ovunque. Oh, oh. Forza amico mio, sto arrivando. Alzati. Ottimo lavoro. Oh. Ottimo lavoro ragazzi, veramente. È stato molto fortunato stavolta. Ricarica. Vediamo un po'. Ok. Completato. Oh, 6-0 stiamo facendo. Calma. Oh. Oh mamma mia. Posso aiutarti per quelle ferite? Ai. Forza con la cassetta medica. Dov'era? Vediamo. Mamma mia. E che? Pensavo ce ne fosse uno. Sta arrivando, sta arrivando. Ecco qui, cassetta medica. Cassetta medica. No, peccato di dietro. Però bella partita veramente stiamo facendo. Allora. Comunque, avevo registrato in passato anche 2 partite, solo che, diciamo, c'era un pochettino di lag. Adesso sembra che la situazione si sia ripresa. Meglio così. Obiettivo B. Obiettivo B. Dai, 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 prendiamolo, 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 prendiamolo. Stop, stop. Sono stanco, maledizione. No, vabbè, ero stanco. Facevo un passo ogni 2 ore. Dai, c'è qualche medico. 8 metri, probabilmente sarà vicino alla bomba. Non si vorrà discostare di là. Meno male, siamo riusciti a disattivarlo. Partiamo nuovamente. Forza ragazzi. Vediamo che c'è qua. Vai, vai, vai. Mamma mia. Attenzione. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate
del nemico. Ok. Oh. Dov'era? Oh, mamma mia. Aio. Giù, nel fumo. Ok. Teniamoli a bada! Prendiamo questo obiettivo! Oh, non trovo nessuno, eh. Rimangono solo 7 ticket per il nemico. Mi sa che non riuscirà a farci a pezzi. No! 72 colpi. 72 colpi, 72 punti di danno gli avevo fatto. Assist, purtroppo non c'è nessun medico nelle vicinanze. Vediamo di rialzarci. Eh sì, penso proprio che la partita ormai sia stata vinta. Veramente abbiamo una squadra fenomenale. Forza. Bene ragazzi, allora vittoria. Modalità, diciamo, difesa. Giocata abbastanza bene. Cosa facciamo? Un po' di attacco ce lo facciamo e poi magari stacchiamo e riprenderemo più avanti. Comunque, vi volevo dire appunto che nei prossimi giorni arriveranno dei video di Urban Empire, appunto un gioco della Calypso che, come vi ho già detto negli scorsi video, è stato, anzi verrà rilasciato tra qualche ora, penso tra 5-6 ore, quindi stasera magari lo proverò un po'. E vedremo un pochettino domani o dopo qualche gameplay. Ho fatto, ve lo ripeto appunto in questo video perché prima di questo video ho registrato, mi sembra, altri 2 video, però non sono venuti granché perché c'era un po' di lag e quindi si bloccava un po' il gioco. Quindi adesso sono riuscito a trovare un po' di stabilità, penso anche a livello di ping, quindi diciamo ve lo ripeto anche all'interno di questo video. Quindi ho preso questo gioco, diciamo l'ho preordinato, uscirà più o meno alle 7 di sera, alle 8 di sera, lo installerò e vedrò di fare un po' di tutorial stasera e poi domani o dopodomani portare qualche video nuovo di Urban Empire. Mi raccomando, fatemi sapere se vi interessa. Il genere è sicuramente molto ma molto simile a quelli che ho portato in passato, come Tropico 5, Tropico 4, SimCity e tutto il resto, solo che ovviamente è un gestionale, però hanno modificato qualcosa, cioè non è solo un gestionale, ma hanno implementato qualche funzionalità in più dal punto di vista politico. È possibile effettuare particolari attività a livello di leggi, proposte di legge. Ho visto che ci sono anche delle foto nel trailer, anche delle sequenze in cui si è in una specie di in una specie di mini Parlamento in cui bisogna votare le leggi e tutto il resto. Quindi sembra davvero molto interessante. Inizierò a caricare qualche video, fatemi sapere se volete diciamo un seguito. Quindi fatemi sapere, vediamo in questa settimana se riesco a caricare qualcosa. Sì, ma sicuramente sì. Allora, vediamo di iniziare questa nuova partita e partiamo alla grande. Mancano appunto 4 secondi. Io direi di partire con il medico sempre perché... No, sono partito col cecchino mi sa. Vabbè, adesso poi cambiamo. Gewehr 95. Non so se si pronuncia così, comunque Suez. Si parte all'attacco. Abbiamo dietro il cavallino. Grazie, grazie, grazie. Guardate la roba che ci ha lasciato. 90 metri. Allora, con calma. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Vediamo un po'. Oh, ma dai. Chi è? Cioè non mi ha mai ucciso l'artiglieria. È la prima volta. Sarò stato l'unico in tutto Battlefield ucciso dall'artiglieria. Artiglieria, cioè ucciso dagli artiglieria. Boh. Medico, dai. Partiamo da qua su. Questo Mondragon si parte. Vai, 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 vai. Già obiettivo A messo a ferro e fuoco. Anche obiettivo B. Cercheremo di andare avanti. Ok. Ok, bonus individuazione. Si riparte. Vai, vai. Teniamoli a bada, ragazzi, teniamoli a bada. Teniamoli a bada, teniamoli a bada. Assistenza soppressione, rialzatevi. Abbiamo distrutto l'obiettivo Bravo. Già è finita la mappa? No, ok. Finiamo così. La zona di combattimento. E si va avanti.
mantieni la posizione. Attendiamo che l'artiglieria uccida solo me. Ehi. Torna nella zona di combattimento. Questi si sparano l'uno con l'altro. Guardate che forti. Una bomba a mano. Oh! Oh! Possiamo partire? Dai ragazzi. È che siamo anche un po' di più. Attacca i nuovi obiettivi. Ok. Bella nuotatina. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Oh, veramente partita a senso unico. Ma meglio così. Ho visto un medico. Mi ha ucciso. Come ha fatto a uccidere? Pure lui Mondragono. Sono stato impreciso io stavolta. Sparato alle farfalle. Allora. Quello è fermo là sopra. A me non importa. Vediamo di ripartire dalla zona di guerra. Ancora rimangono parecchi obiettivi da buttare a terra. E avanti, avanti, avanti. Obiettivo A. Pure lui a ferro e fuoco. Messa a ferro e fuoco. Top. Abbiamo distrutto l'obiettivo Alfa. Benissimo. Curare le tue ferite. Perché non me li ha fatti individuare? Oh. Forse perché avevo fatto tutta quella corsa. Abbiamo Obiettivo armato B. l'obiettivo Bravo. Ok. Ho salvato, mamma mia. Ce n'è un altro. No, è rompiscatole con queste granate. Va bene. Abbiamo conquistato entrambi gli obiettivi. Attendi la fine dei colpi d'artiglieria nemici. Ok. Ripartiamo da dove? Sempre di qua. Vediamo se possiamo salire qua su. Penso di sì. Torna nella zona di combattimento. Un passo indietro. Sì. Ok. Torna nella No. zona di combattimento. Dai, con questa artiglieria. Torna nella Possiamo zona di partire, forza. Oh, andiamo. Chi è che spara laggiù? Andiamo. Oh. Alzati, amico mio. Sei ferito? Ti rimetterò il sesto io. Aia, oio. Oh. Ok. ...38 metri... ...20 metri... ...17 metri... Dai, 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 mi ammazzano... ...sono messo proprio sul... ...sulla cassetta qua... ...ok... l'obiettivo Bravo. ...armata... ...armiamo pure l'obiettivo A... Forza, arrivo. No. Basta. Ecco qui, cassetta medica. Dov'è? Dentro? Qua dentro. Oh. Chi è? Oh, ciao. Posto? Abbiamo armato l'obiettivo A. Mamma mia. Con calma. Ah, siamo stati promossi. Telegrafo distrutto. Bravo. Cassetta medica, eccola qui. Peccato che non ho una granata. Disarmato l'obiettivo Alfa. No! Peccato. Ah, dovevo stare sotto. Comunque siamo saliti di livello e abbiamo preso un po' di soldi. Però non volevo utilizzarli al momento per il medico, perché volevo comprare qualche pistola per il cecchino. Vediamo un po' cosa c'è a livello di cecchino. C'era una pistola che mi piaceva tanto. Era questa qua, la Bodeo mi pare. Vediamo. Sì. Vediamo un revolver a doppia azione. Fu usato dall'esercito italiano, 200.000 esemplari. È molto potente. Però anche la Mars, un'arma colossale, notarono sembrarsi quasi esplodere, che fare fuoco, che è stata la pistola più potente del mondo, anche perché è più precisa della Bodeo. E poi ha un danno che, come potete vedere, potete vedere che
fa più male alle lunghe distanze, vedete? Vediamo un po'. Questa è la riduzione del danno. Riduce il danno, quindi col passare dei metri la riduzione del danno questa aumenta, quindi questa è più bassa. In teoria questa dovrebbe fare più male allora, la lunga distanza. Però volevo prendere questa Mars perché ha più controllo, quindi la proviamo ragazzi sul cecchino, che sembra una bella pistola. E vediamo adesso di stoppare al solito qua l'audio di tutta la squadra e basta. Allora, dove siamo qua? Allora, voglio provare questa pistola. Vediamo un po'. Eccola. Sì, 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 ho capito qual è. Questa è fantastica. Oh, guardate un po' chi c'è laggiù. Guardate un po'. 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 Stavano ammazzando. Olè. Olè. Attenzione. Qualcun altro? No, quello non lo possiamo ammazzare. Ai, maledetto. Ma perché se la prende con me? Con tutto il gruppo? Su di me. Benissimo. Si riparte. Allora, volevo provare questa bella pistola. Abbiamo armato l'obiettivo Bravo. Ok, già abbiamo armato l'obiettivo Bravo. Vai, partiamo. Intanto ci ammazziamo con sto coso, filo spinato. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Assaltatore localizzato. Medico nemico individuato. Ragazzi, 3 colpi e lo uccide. Abbiamo distrutto l'obiettivo Bravo. Mi sa che abbiamo vinto. Esploso anche l'obiettivo A. Peccato, vabbè. Bella partita anche questa. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Spero, anzi, credo che sia proprio di Urban Empire. Lo proveremo insieme. Quindi abbiamo fatto Amiens e Suez. Quindi ci becchiamo ragazzi alla prossima partita. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay e di questo nuovo gioco che sta per arrivare. Spero di aver preso un Battle Pack, così lo apro e vedo che cosa c'è. Vediamo un po'. Aspetto un pochino. Vediamo. Battle Pack in arrivo. Sì, preso. Allora, facciamo un attimino continua. E apriamo il nostro Battle Pack. Eccolo qua. Vediamo cosa troviamo dentro. Voglio vedere. Sono proprio curioso. 1870. La scartiamo al momento. E avendo ricevuto questi 30, adesso con 450 apriamo il Battle Pack potenziato e vediamo che cosa troviamo dentro. Ehi, no. Dov'è? Non ho capito. Ma dove è finito? Ecco. Battle Pack potenziato. Apriamolo. Vediamo un po'. Oh, proprio quello che volevo, veramente. La skin per caccia calabrone la aggiungiamo all'inventario. E con i prossimi soldi titoli di guerra potenzieremo il caccia. Quindi ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.